Il patto di non concorrenza del lavoratore autonomo deve essere delimitato sia sotto il profilo del settore merceologico che sotto il profilo dell'estensione territoriale, oppure è sufficiente prevedere soltanto uno di questi due limiti? Un caso pratico. Del patto di non concorrenza del lavoratore autonomo e delle differenze che presenta rispetto a quello del lavoratore dipendente, anche in termini di minor tutela accordata al lavoratore autonomo, abbiamo già parlato in un precedente video di cui vi lasciamo il link in descrizione. Nel video di oggi approfondiremo il tema dell'estensione territoriale e merceologica del patto di non concorrenza del lavoratore autonomo attraverso la descrizione di un caso pratico. Prima di iniziare, ricordiamo che la legge prevede che il patto di non concorrenza del lavoratore dipendente, per essere valido, deve essere circoscritto, oltre che ad un settore merceologico, anche ad un ambito geografico delimitato. Tale previsione vale anche per chi presta lavoro in forma autonoma o solo per i dipendenti? Tizio è un lavoratore autonomo con partita IVA e opera come programmatore per la società Alfa. Il suo contratto di collaborazione prevede un patto di non concorrenza delimitato al settore dei servizi IT, ma non prevede alcuna limitazione geografica. Il patto è dunque nullo in quanto esteso a un territorio indeterminato? Sul punto, come anticipato, la disciplina normativa è chiara per i lavoratori dipendenti. L'articolo 2125 del Codice Civile prescrive che il vincolo derivante dal patto di non concorrenza deve essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, pena la nullità del patto di non concorrenza. Meno chiara è invece la disciplina di cui all'articolo 2596 per i prestatori di lavoro autonomo. In particolare la disposizione prevede che il patto è valido se circoscritto ad una determinata zona o a una determinata attività. La congiunzione avversativa o viene interpretata letteralmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, per le quali sono quindi validi i patti di non concorrenza del lavoratore autonomo delimitati solo sotto il profilo del settore merceologico e non anche sotto il profilo dell'estensione geografica. Purtroppo i lavoratori autonomi risultano quindi meno tutelati dei dipendenti sotto questo profilo, oltre che sotto l'altrettanto rilevante profilo del corrispettivo del patto di non concorrenza. Come visto nel precedente video in materia, il patto di non concorrenza del lavoratore autonomo, a differenza di quello del dipendente, non deve prevedere a pena di nullità la corresponsione in favore del lavoratore di un compenso adeguato al sacrificio che gli viene imposto attraverso il patto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.